Sì, avete visto bene. Avete cliccato sul video giusto. In questo video faremo vedere la magica produzione del mostacciolo natalizio napoletano. Mi fanno morire le persone più anziane che hanno problemi di denti e di masticazione. Sono alla ricerca di qualcosa di morbido nel pacchetto natalizio. Eccolo, il mostacciolo morbido. Applauso. Basta. L'antagonista del Roccocò di Natale, napoletano. L'antagonista perché il Roccocò, mentre vuole essere duro e molto severo con le persone che hanno problemi di masticazione, lui, il mostacciolo, è quello là morbido, ricoperto di cioccolato. Ecco qualcosa di magico. Salve a tutti, benvenuti in questo angolo di pasticceria. Oggi faremo la produzione, come già vi ho anticipato prima, del magico mostacciolo morbido o mustacciuolo in napoletano, classico del pacchetto natalizio che si vede a Napoli. In effetti la ricetta antica prevede, l'utilizzo del mosto in questo dolce. Poi con gli anni questa ricetta purtroppo è stata accantonata e come ricetta moderna quasi tutte le pasticcerie fanno questo tipo di lavorazione utilizzando gli ingredienti che vedrete in questo video. Ovviamente c'è una variante di questo dolce che è il mostacciolo duro, che sicuramente faremo a breve. Adesso andiamo a vedere questa magnifica ricetta. Vai! Allora, questa ricetta è per circa 18 mostaccioli medi da circa 70-80 grammi. Allora, 500 grammi di farina 00, 250 grammi di granella di nocciole o altra frutta secca a piacere, potete utilizzare anche mandorle, 150 grammi di miele, 120 grammi di confettura di albicocche, 250 grammi di zucchero semolato, 50 grammi di cacao in polvere, 120 grammi di acqua, 8 grammi di pisto napoletano, 8 grammi di ammoniaca per dolci e una bustina di vanillina. 750 grammi di cioccolato fondente alta qualità. Come vi dicevo già in altri video, il cioccolato è fondamentale per dare il sapore, purtroppo ci vuole il cioccolato di alta qualità. Per prima cosa andiamo a inserire lo zucchero in una pentola, insieme pesiamo miele e guardate la confettura, in questo caso di albicocche. In teoria potete utilizzare anche un altro tipo di confettura, però in questa ricetta è indicata la confettura di albicocca. Andiamo a inserire il tutto insieme allo zucchero. Ecco, come vedete, la fiamma è una fiamma bassa, ma non è una fiamma forte. È giusto per far sciogliere il miele, la confettura insieme allo zucchero. Ecco, in questo punto, con l'aiuto, in questo caso io con un cucchiaino lungo, inizio a girare il composto finché non si scioglie completamente. Deve diventare allo stato liquido. Vedete che girando sempre, a un certo punto, il composto si scioglierà. Ovviamente non esageriamo con la fiamma, altrimenti rischiamo di far attaccare sotto alla pentola il composto. Non è il caso. Vedete, è ben sciolto. Non deve bollire in effetti il composto, ma deve rimanere liquido. Più o meno siamo sui 70-80 gradi massimo, non di più, e mettiamo il tutto sul tavolo
con l'aiuto di una frusta, pesiamo tutti gli ingredienti, vedete ho pesato farina, granella di nocciole, cacao, pisto e tutto. Andiamo a inserire l'ammoniaca nell'acqua. Andiamo a inserire l'ammoniaca nell'acqua e giriamo il composto di ammoniaca e acqua, e la metto da parte e inizio a inserire il cacao nel composto che avevamo sul fuoco di zucchero, miele e confettura di albicocche. Giriamo energeticamente per evitare che si formino grumi. Non è che succede qualcosa, perché tanto comunque poi alla fine dovrà tutto essere mischiato con la farina, che sicuramente si romperanno i grumi, però sempre con l'aiuto della frusta. Adesso inseriamo l'acqua con l'ammoniaca che abbiamo messo precedentemente nella bowl, giriamo bene e poi andremo a inserire gli altri ingredienti. Guardate il composto momentaneamente come si presenta. Ecco, andiamo a inserire la granella di nocciole. Io ho rischiato mettendo tutto in questo recipiente, in questa pentola, perché effettivamente era un po' piccoletta per tutti gli ingredienti, però vabbè, siccome poi la farina si aggiunge a mano sul tavolo, quindi siamo andati proprio filo filo. Giriamo sempre con l'aiuto della frusta. Adesso inseriamo il pisto, inseriamo la vanillina in polvere, giriamo prima il pisto, ecco, e adesso inseriamo la vanillina in polvere. Facciamo vedere le marche, perché non siamo abilitati a pubblicizzare. Ecco, il nostro composto iniziale è pronto. Mettiamo da parte, diamo una pulita sul tavolo, faccio vedere anche un po' quando pulisco qualcosa, in questo caso il tavolo. Non mi nascondo che io faccio anche tutti gli utensili, li lavo io. Ecco, a questo punto metto la farina sul tavolo a cerchio, come abbiamo fatto per il roccocò. Mi raccomando, andate a guardare anche i video del roccocò natalizio se volete realizzarlo, e della pasta d'arancia per realizzare il roccocò e altri dolci fatti da me. Ecco, facciamo questo cerchio di farina. In questa ricetta non abbiamo messo nessun aroma arancio, eccetera, eccetera, perché si deve sentire il sapore del miele. Ecco, inseriamo tutto il composto precedentemente fatto sul fuoco e poi mescolato con la frusta a freddo. Lo inseriamo nel cerchio di farina. Ecco, metto da parte la frusta in qualche modo e vado a raschiare tutto il composto che sta sotto la pentola, vedete? Ecco, a questo punto usiamo il tarocco. Se il composto risulta troppo caldo, aspettiamo un poco che si raffredda per poi mettere le mani dentro, ma non credo che sia arrivata a una certa temperatura esagerata da non poter mettere le mani dentro. Però inizialmente io uso sempre il cartoncino per amalgamare inizialmente la farina e poi dopo, diciamo, mettiamo le mani per impastare meglio. Ecco, facciamo assorbire un poco alla volta la farina, il composto che abbiamo creato. Come vi dicevo, in questa ricetta non sono previsti paste arancio, limone e quant'altro e aromi vari, perché si deve sentire bene il sapore del cacao, delle nocciole e del miele
che sono sapori abbastanza importanti che devono essere risaltati, con il sapore del cioccolato fondente, come vi dicevo, di alta qualità, che il tutto, questo, diciamo, questo insieme di sapori è spettacolare, senza aggiungere aromi. Se no andiamo a, ecco, in questo caso vedete, vado a mischiare con le mani perché si è raffreddato abbastanza l'impasto. Come vi dicevo, non ha bisogno di altri sapori perché questo composto è già molto aromatizzato e non deve essere diciamo coperto da altri aromi, perciò non abbiamo inserito nessuna pasta e nessun aroma. C'è solo pisto, cacao e miele e nocciole. Ecco, vedete che l'impasto inizia a solidificarsi inserendo la farina. Ogni tanto ci puliamo le mani e andiamo a usare il cartoncino per raschiare tutto l'impasto che è fuoriuscito dal centro del nostro lavoro, e andiamo a raschiare sotto che c'è ancora altra farina. Vedete, l'impasto è piuttosto solido. Andiamo a pulirci le mani per bene con il tarocco o cartoncino, come si vuole chiamare. Ecco, l'impasto si è ben solidificato. Continuiamo a mettere tutto il residuo di briciole e piccoli pezzi di impasto. Ecco, quando andremo a stendere questo composto dobbiamo fare attenzione a non usare molta farina, altrimenti andiamo a sbilanciare la ricetta, tipo anche come la pasta frolla, che non deve essere lavorata con molta farina. Vedete l'impasto come risulta già più omogeneo, più o meno dal riscaldamento dei primi ingredienti, sono passati circa 10 minuti e un quarto d'ora, non di più, e l'impasto ovviamente quando inseriamo la farina inizia ad asciugarsi, perché la farina ha la proprietà di asciugare ovviamente gli impasti. Ecco, il nostro impasto l'abbiamo messo momentaneamente per pulire il tavolo in un recipiente d'acciaio, è piuttosto solido. Diamo una piccola arrotolata anche per testare il punto di pasta, di come asciutto, va bene. E andiamo a fare andiamo a mettere una piccola parte di farina, non esagerata, e diamo una pressione. Adesso andremo a formare delle strisce. In questo caso io non ho il coppapasta a forma di rombo per i mostaccioli, ma useremo un sistema di fare delle strisce e tagliare i rombi con il coltello. Però se voi avete lo stampo per rococò o lo volete comprare, sicuramente lo troverete nei negozi sia online sia negozi che vendono articoli per pasticceria. Ecco, io siccome devo fare a livello manuale, li dovrò tagliare a rombo, faccio un pezzo di impasto abbastanza lineare, più o meno come un parallelepipedo, e poi vado a tagliare delle strisce, e queste strisce, da ogni striscia ricaverò dei rombi, più o meno la stesura, questa stesura siamo sui 5,5 mm, più o meno, massimo 6 mm. Questo mostacciolo nel forno lieviterà quasi il doppio, quindi calcoliamo che ha spessore desiderato. Ecco, io vado con un in questo caso è tagliapasta per pizza, tagliapizza penso che è questo, che è una rotella diciamo, vado a insinuare come, diciamo, come misura, che misura di rombo posso ottenere, quindi vado a prendere le strisce, le metto da parte. Vi faccio vedere lo spessore più o meno a occhio, se non avete la misura già. Ecco,
questo punto vado a tagliare i rombi. Vi ripeto, se voi avete un coppa pasta, fate ancora prima. Se casomai, come in questo caso, il rombo non è perfetto, lo vado a modellare con le mani perché è un impasto abbastanza morbido. Vedete? Ecco qua. Ecco il nostro rombo. Se casomai i rombi tra di loro non sono più o meno della stessa misura, vado a tagliare magari lateralmente per farlo più piccolo se è troppo grande in confronto agli altri rombi. Eccolo. E li metto uno sopra l'altro per vedere effettivamente la loro misura se combacia. Posso dare giusto una tagliatina laterale. Eccoli qua. Tutta questa lavorazione lo faccio per farvi vedere in che modo si può fare, diciamo, per avere dei mostaccioli quasi tutti uguali. Se avete uno stampo da mostacciolo, tutto questo non serve. Però capisco che giustamente per una volta all'anno che si fanno i mostaccioli, o se li fate addirittura solo questa volta, non è il caso di comprare uno stampo per fare mostaccioli. Quindi possiamo adottare benissimamente il sistema manuale. Vedete, andiamo a mettere in una teglia con foglio di carta da forno sotto e stendiamo la restante pasta, compreso i ritagli. Mi raccomando, non molta farina nella lavorazione. Anche in questa situazione l'impasto si è solidificato per bene, quindi non è che ci vuole una grande quantità di farina. Come vi dicevo, se usate molta farina poi rischiamo di compromettere, diciamo, anche il sapore dell'impasto se riceve troppa farina. Ecco, vado a fare i restanti rombi con il restante impasto. In questa teglia, quella già una teglia da forno classica nera, ho messo 9 mostaccioli. Non ne mettete di più, altrimenti rischiamo di far attaccare tutto e non va bene per la forma poi, diciamo, dei mostaccioli. Ecco, vedete lo spessore, così vi rendete conto più o meno. Andiamo a mettere con un pennello e acqua naturale, acqua fresca, andiamo a fare una spennellata di acqua sulla superficie dei mostaccioli. Perché? Perché i mostaccioli in superficie hanno la farina che abbiamo usato per la lavorazione e non va bene questa farina, questa patina che si è formata, non, diciamo, non è la migliore cosa per poi quando andiamo a ricoprirli di cioccolato fondente. Quindi evitiamo di avere il contatto farina con la cioccolata fondente che dopo ci servirà per ricoprirla. Quindi facciamo questa passata di acqua normale, acqua semplice, in modo tale che quando si cuoce il mostacciolo, ecco, lo andiamo a cuocere adesso a 200 gradi per circa 10 minuti. Vedete che non è chissà che cottura deve avere solo giusto una cottura. Vedete, mettete la mano sopra, se è troppo ancora molle lo fate stare un altro poco. Vedete al raffreddamento come sono ben omogenei. Vedete, come vi dicevo, a 200 gradi per 10 minuti. E andiamo a mettere, quando sono raffreddati completamente, li andiamo a mettere in un contenitore e copriamo con pellicola trasparente. Io faccio passare 24 ore prima di ricoprirli. Non fate passare meno di 5-6 ore perché il mostacciolo è sempre umido all'interno. Adesso, come vediamo, come già abbiamo fatto anche per il torrone di cioccolato, facciamo un pentolino di acqua bollente, andiamo a inserire il cioccolato in un pentolino
all'interno dell'acqua bollente, a bagnomaria in questo caso, e sciogliamo il cioccolato fondente. A completo scioglimento del cioccolato fondente, vedete, abbiamo sciolto a bagnomaria, abbiamo usato un recipiente d'acciaio e un altro recipiente d'acciaio, internamente abbiamo messo il cioccolato. Ecco i nostri mostaccioli. Come vi dicevo, io ho fatto passare 24 ore per abitudine personale, però se lo fate stesso in giornata non fate passare meno di 4-5 ore di raffreddamento, perché il mostacciolo risulterà sempre umido e ancora un po' caldo all'interno, e quando si andrà a glassare con il cioccolato avremo problemi nella riuscita e nella, diciamo, nell'estetica del mostacciolo esternamente. Vedete, io ho una paletta d'acciaio per glassare i mostaccioli. Questa paletta è comodissima perché prende il mostacciolo da sotto. Ecco, vedete com'è morbido il giorno dopo, ha un'elasticità non indifferente. Non lo faccio tanto, altrimenti si spezza. Do un'altra piccola girata al cioccolato, vado a prendere la mia paletta bucherellata, inserisco il mostacciolo prima a testa in giù per essere sicuro che si ricopre per intero di cioccolato, e lo andiamo a glassare nel cioccolato fondente. Lo posiamo su una griglia classica da fornetto con un recipiente sotto con un foglio di carta da forno, per evitare che va a finire sul tavolo il cioccolato, e lo recuperiamo sul foglio di carta da forno. Ecco, così continuiamo per tutti i mostaccioli. Ecco, io completo 4 mostaccioli. Dopo completato 4 mostaccioli, vado a prendere il primo e lo vado a mettere sul piatto, su un piatto bianco, in questo caso di plastica, con un foglio di carta da forno, e lo vado a appoggiare. Ecco il secondo. Aspetto 2 minuti, perché gli ultimi 2 sono stati glassati per ultimi. Ecco, ecco fatto. Purtroppo è un lavoro che si deve fare con cautela, altrimenti vi troverete pieni di cioccolato ovunque. Questo glassaggio, questa glassatura va fatta con molta calma, altrimenti, come vi dicevo, vi sporcate tutti. E vado a proseguire con il resto dei mostaccioli.
vado a fare lo stesso sistema per gli altri. Aspettiamo che i mostaccioli rilascino tutto il cioccolato superfluo sulla griglia. Vi vado sempre a capovolgere per essere sicuro che anche sotto il mostacciolo verrà glassato. In questo caso vado un po' in difficoltà perché il cioccolato inizia a essere di meno, quindi lo vado a ricoprire più volte. E poi rivado a porre i primi mostaccioli glassati sul piatto con carta da forno. Sempre con carta da forno dobbiamo lavorare, o con carta oleata, altrimenti se li poggiamo direttamente su qualche piatto senza foglio sotto, rischiamo che si attacchi tutto e dopo i mostaccioli rilasciano la loro glassatura sul piatto e non va bene. Ecco i nostri mostaccioli glassati. Che spettacolo! Vi assicuro che veramente sono una goduria. Ecco, questi sono i restanti ancora. Completati tutti. Ecco gli altri 6. In questo caso sono 9 e 6, 15. Uno, come vedete, abbiamo mangiato senza glassatura. Ecco, quando si sono raffreddati, alcuni già ci mancano perché i miei ragazzi non hanno aspettato, non hanno aspettato affatto niente e hanno mangiato subito, sia senza glassare che glassati. Andiamo a mettere, vedete come si staccano bene dal foglio di carta da forno. Li vado a mettere in un vassoio classico dorato, una navetta in questo caso per pasticceria. Come vedete sono due piatti, abbiamo messo in 2 piatti bianchi con fogli di carta da forno per farli asciugare. Vi ho fatto vedere già prima. E riempiamo il nostro vassoio. Eccoli i nostri mostaccioli, stupendi, bellissimi e buonissimi, vi assicuro, buonissimi. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram. Mi raccomando, seguite sempre le schede bianche che vedete in alto sulla vostra destra durante i miei video con la lettera I, o a volte compare direttamente la scritta per intero. Cliccate sopra che ci saranno altri video per voi che magari vi siete persi del mio canale, o video inerenti alla produzione che in quel momento stiamo facendo. Ad esempio, quando stiamo facendo il panettone e stiamo lavorando la passata arancio, in alto a destra compare il link per essere indirizzati al video di come realizzare la passata arancio. Va bene, ragazzi, mi raccomando, alla prossima ricetta, un bacio a tutti.